Sindaco, oggi un'iniziativa che conferma il vostro impegno a favore della valorizzazione del territorio. Sì, quest'anno abbiamo ripreso l'iniziativa della valorizzazione della chiesetta della Santissima Trinità, detta della Mattarella, con l'intento e l'obiettivo di far conoscere al più ampio pubblico, non solo ai nostri concittadini ma anche a chi viene da fuori, questa bellissima il patrimonio culturale che c'è dentro questa chiesetta e riteniamo che valorizzare tutto questo nell'ambito di iniziative più ampie che mette in atto il nostro comune sia un valore aggiunto non solo per il comune di Cappellamaggiore ma anche per tutto il nostro territorio. Apprezzare ciò che abbiamo e ciò che esiste, conoscere, significa anche riscoprire la propria identità e la propria storia. Come Istituto Beato Tognolo siamo molto contenti della conferma di questa iniziativa che ci vede coinvolti in rete, in partnership con il Comune di Cappellamaggiore, con la parrocchia di Cappellamaggiore, per una convenzione che apre questo autentico tesoro, questo gioiello d'arte sacra, dell'espressione altissima del patrimonio religioso della nostra diocesi ai visitatori. Quest'anno poi in più c'è non solo la conferma, ma un successo che è iniziato con le prenotazioni, con le visite che hanno fatto i sold out, e siamo molto contenti che questa idea di rendere fruibile e stabilmente questo patrimonio è entrato ormai nell'agenda non solo delle istituzioni locali ma anche della Chiesa e delle realtà come il nostro istituto. Oggi un rinnovato impegno a favore della promozione dell'arte e della fede. Sì, è con gioia anche quest'anno che abbiamo accolto l'invito come parrocchia di promuovere la Chiesa della Santissima Trinità. Lo facciamo sempre volentieri, tenendo conto del patrimonio d'arte e di cultura che assomma in sé questo luogo. Ma se posso mi sbilancio un po' sull'aspetto della fede, perché questa non ci deve mai lasciare. Questo è un luogo carico dal punto di vista della fede e della liturgia. Qui hanno frequentato molti parrocchiani e molti fedeli, e anche chi entra oggi, oltre ad ammirare la bellezza degli affreschi e delle altre opere, è anche un po' invitato a far memoria della propria fede cristiana che ha ricevuto. Oggi, dopo la visita guidata alla Mattarella, abbiamo pensato come amministrazione a una degustazione al mercato agricolo locale La Mattarella, che si trova nei pressi della pagoda. Abbiamo una varietà di prodotti che spaziano dal dolce al salato, in particolare l'olio della cooperativa Reizia, che ci tengo a sottolineare perché è l'olio proprio del nostro frantoio, del frantoio locale. Queste iniziative si svolgono proprio per dare alle persone che vengono qui in visita alla Mattarella, oltre a una visita, anche una parte più enogastronomica. Al di là di questo abbiamo pensato che, siccome queste iniziative funzionano e abbiamo parecchie persone che partecipano, abbiamo pensato di mantenere queste iniziative anche a ottobre, a partire dal 15 di ottobre. Quindi vi aspettiamo alla visita guidata alla Mattarella o alle 14:30 o alle 16, il 15, oppure alle 16 qui al mercato agricolo per una degustazione.